Al mio migliore amico ha rischiato la vita perché l'ho fatto tuffare da tipo 30 metri, perché è stato un fuori classe, perché siamo andati sopra sta scogliera ma gigantesca, onde oceaniche, quindi della Madonna. Tra l'altro lui tipo era qui e a fianco c'era la croce perché era morta gente buttandosi, tuffandosi. Solo qual è il discorso? Ovviamente per poter fare il salto doveva venire bene la prima parte. Lui mi fa: guarda, tranquillo, io ti faccio la prima parte, se vedi che va bene mi fai un cenno con la testa e mi giro e salto. In Vice ci siamo dati una missione: intervistare il maggior numero di professionisti del mondo video per scoprire la retroscena del loro successo. Il nostro obiettivo è di arrivare ad almeno 50 professionisti che si siederanno qui al nostro fianco. Non vediamo l'ora di incontrarti dietro questo microfono. Questo è Behind the Video. E l'ospite di oggi di Behind the Video è Stan Travis. Ciao. In arte Stan Travis, il vero nome è Stefano Trevisan. Ah no, Stefano Trevisan. Grazie di essere qua oggi. A voi. È bello averti qua perché tu hai un percorso molto movimentato. Da vagabondo. Sì. Non spoiler niente, vorrei che ci raccontassi un pochino come Stan Travis è diventato un videomaker. Qual è stato il suo percorso? Alti, bassi? Cosa ti ha detto a un certo punto? Io questo voglio farlo per lavoro. Facciamo che vi parlo solamente degli alti, altrimenti dovremmo andare avanti fino a domani. No, sto scherzando. Allora, io ho studiato comunque grafica, quindi più o meno nel mondo creativo è sempre stato, sì, è sempre stata una mia base, un mio porto sicuro, no? Prima di finire le superiori ho fatto sto colloquio con un centro medico che cercavano un addetto al marketing, e a me è sempre piaciuta tanto la lato comunicazione, eccetera, no? E con loro c'era un po', perché collaboravano al tempo con una realtà di Londra che avevano nella sede alle Canarie, e c'era un po' quel qualcosa di dire: ok, creiamo anche dei percorsi formativi per altri addetti ai lavori per quanto riguarda la parte sanitaria che si occupavano loro, principalmente erano dentisti, diciamo, no? Mm-hmm. Dopo c'era tutta la parte olistica, però vabbè, per farla breve, dentisti volevano creare dei percorsi formativi per altri dentisti all'estero. E quindi già lì è stato un po' ok, finito scuola, vengo lì a lavorare, non escludo il fatto di potermi spostare, mi sposterei volentieri. Tanto che uno degli ultimi giorni della quinta superiore c'è stato un insegnante che ha iniziato a dire: ok, cosa volete fare, no? Usciti da qua. E mi ricordo che lui disse: io voglio andare via, andrò all'estero. E mi aveva detto una cosa tipo vola basso, una roba del genere, no? Come rispostina. No, sto scherzando. E invece no. Me l'aspettavo. Proprio perché mi ha detto così, vaffanculo. Esatto. Cos'è successo? Sono arrivato ai 21 anni, lavorando lì nel marketing, eccetera. È stata una bella esperienza perché comunque insomma mi ha portato anche a conoscere un po'. Lì alle Canarie o qui? No, qua. Qui. Sì, ancora qua. A 19 anni, quindi era già un po' prima. Vabbè, a cavallo dei 20 anni mi è venuto in mente di dire, era un po' il periodo dove spiccavano blog come dal nulla, no? Ovviamente occupandomi da solo del marketing di una realtà, come succede sempre per realtà di quel tipo lì, l'addetto al marketing in realtà fa tutto, ok? Dal sito internet, certo. I volantini, qualsiasi cosa. Ho imparato a smanettare con i siti internet e lì ho detto: sai cosa, visto che ce li ho a portata di mano, apro un blog che parli di salute, però dove cioè a parlare di cuore c'è un cardiologo vero, a parlare di denti c'è un dentista di un certo tipo, a parlare di dieta ci sia una dietologa, una nutrizionista, eccetera, eccetera. Da lì ho imparato che con i dottori è meglio non lavorarci, cioè nel senso non sono proprio così semplici da gestire, ovviamente è una critica ironica, però insomma è stato un po' complesso quel lato lì. Però per farla breve, in questa serata in cui presentavo il progetto, e appunto alla serata di presentazione c'era anche un Antonio Bicego, che è diventato ormai un mio carissimo amico, che ha un'azienda a Vicenza di selezione e ricerca del personale, e mi fa: lunedì ti voglio, era un venerdì o giovedì, non mi ricordo, lunedì ti voglio in azienda da me, che facevano un'ora di riunione lunedì mattina, ti voglio la riunione nostra, perché forse voleva dei ragionamenti, dei feedback un po' più giovani, non lo so, comunque appunto mi ha chiamato in azienda. E lì mi ricordo che dal primo giorno mi disse: ok, voglio però pagarti, mandami la fattura. E io ho detto: la fattura? Come si fa una fattura? Non ho una partita IVA, come funziona? E allora, vabbè, lì passò del tempo, ovviamente io, tra virgolette, per fare anche bella figura, ho detto: guarda, queste te le regalo, dopo capiremo con l'anno nuovo, eccetera. Si avvicina la nata del dicembre e ho chiamato la commercialista dei miei,
Ho detto guarda, vorrei partita IVA. Ha iniziato a dirmi guarda, devi pagare questo e iscriverti qua, devi iscriverti di qua e paghi questo, devi iscriverti qua e paghi. A un certo punto ho detto aspetta un attimo, io ho appena cominciato a lavorare. Dove trovi i soldi per pagare quelle cose lì? E se anche li trovassi, nel senso devo poi ripartire con zero, per carità funziona con così. Meno perché esatto, ho pagato. Esatto. E lì ero nervosissimo, un po' per quello, un po' per altre cose che qua dell'Italia non mi andavano più giù. Ho detto boh, perfetto, non è casa mia. E ho messo giù con la commercialista, ho preso il volo per le Canarie tramite il sito di Ryanair. Non avevo mai preso un volo in vita mia, non sapevo un cazzo. Arrivato alle Canarie il giorno stesso o il giorno dopo, no, il giorno stesso sono andato alla Polizia Nazionale per chiedere a Gesti. Ho detto ma ascolta, io voglio trasferirmi qua, come devo fare? E ha iniziato a dirmi ok, devi presentare questo. Il giorno dopo ero in comune, insomma ho fatto un po' di cose per iniziare a trasferirmi. Il terzo giorno mi è salita una febbre a 39, tipo secondo me, non so se dallo stress o cosa, vabbè. Però per farla breve appunto alla fine sono riuscito a trasferirmi là, ottenere la residenza, che anche lì non era semplice, adesso è ancora più complesso, però vabbè, anche al tempo insomma non era semplicissimo. E alla fine ho chiuso con 7 anni che sono stato là in totale. 7 anni. E fenomenali, perché insomma fai esperienze che a casa non avresti mai fatto. Poi comunque di mio sono partito, avevo sempre avuto mia mamma a casa, quindi sono partito, non sapevo farmi un piatto di pasta, vai avanti 2 giorni a panini, dopodiché devi darti a fare per imparare a farti da mangiare, insomma. E varie esperienze dove appunto comunque non ho mai voluto ottenere aiuti da parte di miei o altro, quindi ovviamente ti trovavi anche in difficoltà economiche. Ho passato periodi dove mangiavo un piatto di pasta al giorno e non avevo i soldi per prendermi l'acqua, bevevo quella non potabile del rubinetto, condividevo casa con gente di tutti i tipi pur di tirare dentro, insomma, per arrivare a fine mese e pagare l'affitto. Facevo di tutto, dai loghi, siti internet, eccetera, eccetera. Per gente del posto lì, online, come trovavi? Allora, principalmente erano comunque italiani. Cioè o italiani in Italia o italiani che andavano lì, aprivano locali, eccetera. Che quelli sono la razza peggiore, perché dopo sono i primi a voler fregare altri italiani, no, all'estero. Infatti, che è paradossale. Infatti lì dopo il primo anno e mezzo, 2 che ero là, che ho avuto parecchie esperienze negative, guidate anche dall'ingenuità di quando sei giovane, che è facile venderti un sogno, no? Ho purtroppo trovato gli classi approfittatori dove sì, ti promettono grandi cose e poi non fanno un cazzo, per cui appunto sono arrivato al secondo anno, ho detto ok, io adesso se vedo un italiano parlo spagnolo, parlo inglese, ma faccio finta di non essere italiano, non ne voglio sapere assolutamente. Da lì ho chiuso i ponti con gli italiani, nel senso ovviamente fino entro un certo limite, per carità. Però là ho iniziato a girare solamente con gente del posto, ho imparato la cultura del posto, ho imparato la lingua e il dialetto del posto e ripeto, fai le esperienze che normalmente non saresti portato a fare, anche proprio in termini di zone di comfort famose, no? Cioè, esempio, la lingua. Beh, tanto parlano spagnolo, no, parlano canario. Un canario sembra arabo, cioè nel senso, tra l'altro al tempo dopo mi aveva raggiunto anche la mia ex, che aveva studiato mediazione linguistica e culturale a Padova e ha studiato spagnolo. Io dovevo tradurle le cose dal canario allo spagnolo, ok? Tanto per farvi capire com'è. Quindi veramente ti sei buttato, quello che viene chiamato esci un po' dalla zona di comfort, tu proprio... Ma lì è stato, l'ho preso come fuori. Un gioco, cioè Okay. la lingua, esempio, uscivo di casa, tra l'altro il primo affitto c'avevo in un paesetto disperso dove la gente neanche sapeva parlare bene lo spagnolo, sapeva il dialetto mangiatissimo, tipo. E lì io dicevo, boh, esco di casa, non entro più finché non parlo con qualcuno. Bello. Anche perché là eri facilitato, ad esempio, per il fatto che comunque se ti fermano uno per strada e ti dice ciao, cosa fai nella vita? Là è normalissimo, là ci sta a chiacchierare, oppure mi è capitato un paio di volte, tipo sono per strada, o prendevo e mi perdevo apposta per vedere cosa scoprivo, oppure magari, ok, devo andare al centro commerciale, mi perdo in una stradina, mi è capitato un paio di volte di chiedere indicazioni e una volta addirittura mi fa, monta in macchina e mi ha portato in macchina, cioè... Sono delle dinamiche un po' più semplificate, per carità, rispetto a qua. Allo stesso tempo ogni tanto magari uscivi e beccavi uno, hola, che tal? E ti guardavano, iniziavano a parlarti e tu li guardavi come per dire non ho capito niente di quello che hai detto, e loro giustamente ti contraccambiano lo sguardo come per dire perché mi sei venuto a parlare se non sai parlare la lingua, no? Però in realtà in linea di massima, dopo essendo ospitali eccetera, insomma sono barriere che ho superato molto facilmente quelle. Fatto sta che dopo qualche annetto che ero là, sono riuscito a convincere i miei a vendere la casa Qui in Italia? Con Italia, e si sono trasferiti, li ho fatti trasferire là perché mio papà stava ammazzando di lavoro, ho detto Okay. boh, se vi lascio qua morirete qui, e invece insomma lì hanno riscoperto una seconda vita, una nuova vita, e appunto ho passato qualche mesetto
non mi ricordo di preciso, però vabbè, ho passato qualche mese con i miei, perché ovviamente trasferiti là, prima di acquistare una casa lì, sono andati in affitto ovviamente, e in quel frangente lì è inutile che io continuassi a pagare un affitto, già non ho speso un casino di soldi nella mia vita in affitto, insomma sono stati i mesi dove ho detto ne approfitto, come fanno normalmente i tosi alla mia età, Sì. E in quei mesi appunto allora ho detto ok, sono riuscito a mettermi da parte 3 soldi, a cavallo di quel periodo lì ho visto appunto online che c'era questo corso di filmmaking di Parker Welbeck, quindi Full Time Filmmakers, e cazzo, ho visto la presentazione del corso, ho detto questo potrebbe essere quello giusto, al che ho chiamato subito Thomas, il mio attuale socio. Forse ho trovato quello che potrebbe essere il canale giusto, anche perché, torno un secondo indietro, quando lavoravo nel centro medico avevamo preso una GoPro per fare i video ad alcune operazioni, che già lì, perché ti prendi una GoPro? Vabbè, tralasciando il discorso tecnico. Non dirmi che li montavi tu. Sì. No. Ma lì giravo anche... Sì, madonna, 2 volte mi sono quasi svenuto, perché non sono abituato a vedere quelle robe lì, ragazzi. Però vabbè, quello è un altro discorso. Fatto sta, abbiamo preso sta GoPro. Hanno preso sta GoPro. Un'estate, mentre lavoravo ancora là, sono andato in vacanza in Croazia, ho detto ascolta, me la posso portare dietro? E ho fatto il video della vacanza in Croazia, ho detto sai cosa? Bello, perché ho potuto raccontare qualcosa, e addirittura non proprio com'era per davvero, ma ho potuto anche insomma giocarmela, no? Montarlo come lo ritenevo insomma migliore dal punto di vista comunicativo, comunque per raccontare quello che volevo io. E fatto sta appunto che dopo mi sono trasferito alle Canarie, quel lavoro lì ovviamente l'ho tra virgolette perso, comunque l'ho lasciato andare. Ma la GoPro gliel'hai lasciata? La GoPro l'ho lasciata, ma appena mi sono trasferito ne ho presa un'altra, non appena, però nel senso certo. Dopo un annetto così l'ho comprata. Però fatto sta che ho iniziato a dire cazzo, ma sai che mi diverte proprio raccontare qualcosa con un video. Ovviamente se li guardo adesso non mi piacerebbero mai, però alla gente in qualche modo piaceva, e mi ricordo proprio il senso di soddisfazione, tipo di dire cazzo, l'ho fatto io, lo guardavi 100 volte di fila e dicevo wow, lo faccio vedere ai miei. E quindi lì insomma sono arrivato poi al punto di vedere sto corso qua promosso online, e con Thomas abbiamo detto ascolta, proviamo. Ed è stato... Fino a prima del corso avevi mai pensato di essere videomaker? No, mai. Quindi ti è venuta fuori la pubblicità, l'hai visto? In realtà ho sempre avuto la passione per la comunicazione e la psicologia intesa ovviamente proprio inerente alla comunicazione, certo. Ok? Perché mi ha sempre appassionato il fatto di dire cazzo, se guardo una pubblicità, guardo un film, se quel film mi comunica quella cosa lì, non è per culo, non è perché è solamente bello o bella l'attrice, ma è perché effettivamente è stato studiato in quella maniera lì. Se io guardo il Titanic e lo guarda mia nonna e lo guardi tu, abbiamo tutti più o meno la stessa emozione, sensazione, no? Quindi è evoluta quella cosa. Esatto, e quello mi ha sempre in qualche modo affascinato, anche se in realtà quando ero piccolo mi dicevano cosa vuoi fare da grande? Il doppiatore, dicevo. A me sarebbe sempre piaciuto essere un doppiatore. Dopo mi è venuta sta voce qua, quindi ho detto no scherzo. E fatto sta appunto, abbiamo acquistato questo corso, abbiamo iniziato a starci dietro, e più ci stavamo dietro più vedevamo che effettivamente ti trasmetteva proprio la concretezza del lavoro, no? Infatti secondo me tuttora è il corso per diventare videomaker. Fatto sta appunto, abbiamo iniziato a lavorare in singola. Allo stesso tempo poi il primo colpo che ero tornato in Italia, ci siamo trovati e mi ha detto ascolta, andiamo a Sirmione, al lago di Garda, facciamo un video di Sirmione, orribile, bruttissimo, color che sembrano i Caraibi, cazzo, perché è tutto Orange Gentil, no? Dell'epoca al tempo, sì. dell'Orange Gentil alla Transformers. Però abbiamo fatto questo video, pubblicato online. Abbiamo iniziato a dire, sai cosa, abbiamo fatto tutta la lista dei gruppi Facebook di italiani, qua su e giù. Per farla breve, l'ha condiviso anche la pagina ufficiale dell'Italia, abbiamo fatto tipo 1,5 milioni di views nel giro di 3 giorni, tipo. Ed allora abbiamo detto, ma cioè tu pensati che potenza può avere comunicare attraverso il video, non solo quanto può essere divertente, no? E vabbè, allora da lì entrambi sempre ci siamo un po' appoggiati, fatti da spalla per appunto arrivare a darci feedback, a crescere, lui in un modo, in un altro, per carità, che entrambi andavano bene, però appunto ci hanno permesso di coltivare effettivamente anche quelle che sono le skill che adesso insieme ci consentono appunto di formare, per come lo vedo io, insomma un buon team, una squadra vincente. In tutto questo ovviamente sono sempre stato un po' un sognatore romantico, nel senso che ho sempre
sempre stato individuale in tutto, sport, cioè volevo che tutto dipendesse da me, però ho sempre riconosciuto che nel lavoro da solo arrivi fino a un certo punto e quindi ho sempre ricercato il team. Questo mi ha portato ovviamente, soprattutto nei primi anni, ripeto, essendo un sognatore romantico, a prendere no fregature, però ad appoggiarmi a persone sbagliate, e quindi anche lì comprendere quanto anche avere in comune un obiettivo. So che sembra una frase fatta, sembra ovvio, ma alla fine se non hai un minimo di maturità professionale non vai a ricercare quello, in realtà è quello che devi cercare. Se in un team si ha tutti la stessa spinta, la stessa motivazione, allora effettivamente tutti si può fare la differenza. A meno che sin dall'inizio non si dica, esempio, ok, facciamo un SAS, uno dei soci è investitore e basta, esempio, il tuo ruolo è quello di mettere i fondi, certo, e siamo a posto. Certo. Se invece si vuole creare proprio un team, poi a me è sempre piaciuta proprio l'idea di dire, cazzo, stiamo sulle notte per fare questo progetto, ok? Quindi c'è proprio il lavoro quasi... Un sognatore vero, cioè voglio portare questo progetto, voglio metterci del mio, voglio che sia il progetto della vita. Bello, esatto. Molto bello. Tutto basato, a me c'è sempre piaciuta la comunicazione, ripeto, quindi ho sempre studiato social, eccetera. Mi ha ovviamente motivato il fatto che nel corso degli anni ho sempre provato progetti diversi, eccetera, e vedevo che dal punto di vista comunicativo arrivavano sempre. Quindi un po' il discorso che facevamo anche prima, no? Sì. Quando hai i tuoi gusti che bene o male combaciano con i gusti della massa, sì, o della media della massa, a quel punto lì puoi arrivare sicuramente più a target rispetto insomma a chi da quel lato lì è un po' meno azzeccato, mi verrebbe da dire. Ovviamente quelli sulle mie skill sono molto meno in molte altre cose, però lì insomma mi ritengo abbastanza di poter fare, appunto, dare la mia differenza, no? E oltretutto mi piace proprio, cioè ripeto, da avere un concetto e studiare il modo per farlo arrivare, quello è figo, quello mi appassiona proprio. Poi ovviamente, nel senso, non basta solo quello. Certo. Il motivo per cui, come dicevo prima, adesso con il mio socio abbiamo trovato appunto quel punto di incontro dove sia sì la parte di concetto, ma sia anche una parte poi estetica, di sorpresa, che senza quella, ovviamente, senza entrambi, insomma, non ci potrebbe essere l'altra, no? Certo, si completano. Esatto. E da lì appunto ho cominciato a lavorare da là, seguivo clienti qui, quindi ogni tanto tornavo qui insieme a Thomas che mi faceva da spalla o viceversa. Là il problema è che era un po' una gabbia dorata da quel punto di vista lì, nel senso, fantastica se lavori col turismo, se lavori per progetti di questo tipo qui era molto diversa. La mentalità dell'imprenditore è molto diversa là. Non che qua sia rosea da questo punto di vista qui, però esempio là non esisteva il concetto di investimento, ma solo quello di spesa. Che per carità, anche qua se ti approcci a realtà di Milano per esempio è già più un po' l'americano, mi verrebbe da dire, invece già dalle parti nostre qua nel Vicentino tende ad essere un po' più complesso il far capire che magari sì, da una parte spendi 1.000, dall'altra 10.000, però è anche vero che da una parte stai spendendo, dall'altra parte stai investendo, no? È sempre un po' quello il concetto. Il ritorno è diverso, quello che puoi ottenere è diverso, esatto. Certo. Però là proprio non esisteva quella cosa lì, no? E quindi era tutta una guerra di prezzi. Era ok, quanto mi fai? Ma non mi hai neanche chiesto che lavori ho fatto, sì. No? E quindi appunto dopo 7 anni mi sono reso conto che ero davanti a un bivio: o continuo come ho sempre fatto, e vivevo, male non stavo, nel senso riuscivo a mettermi da parte qualcosa, eccetera, quindi nel senso male non si stava. Però anche allo stesso tempo ho detto ok, a 30 anni, neanche 30 anni mi accontento, no? E allora ho detto ok, l'altro bivio qual era? Spostarmi. E lì il primo ostacolo, ossia passare da un posto dove la vita costa poco, dove vai? Perché è complesso. Avevo in mente il Canada, io esempio, prima del Covid. Io prima del Covid ho detto vado in Canada, mi ero messo da parte dei soldi per dire vado in Canada. Dopo è arrivato il Covid, ovviamente ha dato la mazzata anche dal punto di vista economico. Però comunque non è stato semplice, perché ho passato veramente periodi raccimolando il più possibile, tenendo la parte più possibile per arrivare a dire almeno mi sposto in una condizione migliore di quando sono andato alle Canarie, perché quando sono andato alle Canarie avevo 700 euro da parte, fantastico, ma è stato orribile, nel senso mi sono passato le notti in piedi a piangere, a dire ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Cioè prendi paura, ti senti da solo, non è complesso, no? E ho detto ok, se lo dovessi rifare non voglio più farlo in quelle condizioni, ci stava a 20 anni. Ho avuto un'esperienza, so farlo meglio. Esatto, assolutamente. Allo stesso tempo essere passato per quelle cose lì mi ha portato a in realtà non ho più paura, esempio,
ad oggi non ho la paura di restare senza soldi, perché mi è già successo e adesso sono qua. Sai gestirla, Ce l'ho fatta una volta, ce la posso fare anche le prossime Certo. volte. Se posso evitarlo però è meglio, quindi il concetto è un po' quello, no? Di dire, magari evito. Poi è arrivato il Covid, ovviamente ha dato una mazzata lato economico, perché comunque dovevi sopravvivere e nel frattempo i lavori sono molto diminuiti. Per cui appunto, finito il Covid, era il 2021 mi sembra, che appunto a un certo punto ho detto Thomas, va, io qua non ce la faccio più. Allo stesso tempo, figurati a me quanto rodeva il pensiero di tornare in Italia. Era proprio una sconfitta. Una sconfitta in realtà no, perché, perché per fortuna lo faccio per scelta, non per necessità. Altrimenti si sarebbe stata una sconfitta. Però non l'ho presa come sconfitta, però mi dava proprio fastidio, perché ho detto cazzo, quanto ho sofferto per andarmene e adesso ci torno. Però effettivamente nel breve termine era il modo migliore per dire ok, torno a quel punto economico, perché di quello si trattava, per poter scegliere dove voglio andare. Non lo so ancora dove potrei andare, però nel senso almeno voglio dire mi metto nelle condizioni di poter scegliere, tanto per star tranquillo io, insomma. Sì. Però ovviamente ho detto Thomas, se torno è per spingere, cioè non torno per bluff, non torno per provare, o ci mettiamo in testa entrambi di buttarci sotto e buttare tutti noi stessi per questa cosa qua, per questa causa. Dall'altra parte, come dicevo prima, ho trovato una persona che è mosso dalle mie stesse motivazioni, necessità e desideri, insomma, per cui abbiamo detto ok, qua ci uniamo e spingiamo. Torno e faccio all in. Sì, assolutamente. No, è stato all in. In realtà, lato video un po' dal primo momento, tipo quando abbiamo scelto di prendere il corso, io al tempo mi ero messo da parte i giusti soldi per il corso, quindi già da là avevo detto il mio all in, cioè butto tutto qua. Però sotto hai presente quando senti quel qualcosa come quando ti manca quell'attrezzatura che sai che ti può fare la differenza, aspetti a prenderla e poi quando la prendi dici cazzo l'avessi presa prima. Sì. La stessa cosa anche lì, stessa sensazione, no? Cioè questo potrebbe portarmi a fare quella cosa lì e potrebbe essere la cosa giusta. All in, vado, mi butto. Una domanda che mi viene è questa. Spara. Ma io mi ricordo, in realtà ti ho conosciuto indirettamente guardando i tuoi video su YouTube. Ok, non ero un grande fan, ma ti guardavo. Perché mi stai sul cazzo, però Esatto. ti guardavo. No, non è vero. Mi piaceva il fatto... In realtà io ti ho conosciuto tramite Alessandro, il mio socio, e mi ha raccontato di te. Mi ha raccontato un po' di quello che è stato. Ho cominciato a conoscerti da dietro lo schermo e poi abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando in uno dei tuoi viaggi pre-ritorno in Italia, in una delle varie capatine che avevi fatto qua. Sì. E mi ricordo che quando ti ho conosciuto mi ricordo questa carica che hai e il fatto che fossi un inguaribile romantico mi era avvenuto anche al tempo. Molto bene. Mi piaceva perché nel momento in cui parlavi di progetti, cose, idee, coinvolgevi, era bello, cioè si sentiva che era una cosa che sentivi veramente, non questa cosa, no, ho fatto fatica. Sono nato lì, ho veramente vissuto alcune delle esperienze più strane, difficili, incredibili, esatto. Ok? E adesso ho progetti in testa. È stato difficile, ho avuto difficoltà. Mi hai raccontato alcuni dei bassi che hai avuto, che sono stati tosti. Figata. Cioè figata nel senso di che persona che ho davanti. Ti cambia. E quindi ho scoperto che facevi video su YouTube e ho cominciato a guardare questi video. Ma questi video sono precedenti o successivi al corso? Successivi. Quei video lì erano prettamente un mio campo di battaglia, sia dal punto di vista comunicativo, sia dal punto di vista proprio, esempio, prendo un lavalier, un microfono nuovo, dov'è che lo testo? Non posso testarlo con i clienti, lo testo su di me. Certo. L'idea era quella di dire, ok, invece di, tra virgolette, buttare tempo per testare dell'attrezzatura per un test fine a se stesso, che comunque sarebbe investito lo stesso, però vabbè, dicevo, ok, provo a, tra virgolette, investirlo e vedere cosa ne esce. In realtà, tra l'altro, dai video YouTube al tempo avevo preso uno dei lavori più grossi che avevo fatto mentre ero alle Canarie, quindi nel senso si sono ripagati da soli. Per un personaggio anche un po' particolare che a sua volta in portfolio mi ha consentito poi di vendere altri lavori a personaggi che forse non sarei riuscito a chiudere se non avessi avuto in portfolio anche quest'altra persona. Senza contare il fatto che YouTube di turno, se fatto bene, ha il potere di lavorare sulla chiave delle comunicativa tra le più importanti, cioè proprio sulla percezione. Cioè, fatto YouTube, se lo fai bene, tu sì o sì diventi un numero uno
a livello di percezione. Dopo magari non è neanche detto, però se sai venderti bene lì è già un vantaggio. Ti accennavo mangiando la pizza, noi lavorando, avendo un brand che è la Remember When, che lavora con i privati per i video di matrimonio. Una volta entro a casa dello sposo per la vestizione, mi apre la sorella e mi fa: ma tu sei Stan Travis, verrà fuori un video della Madonna. Come fai a saperlo? Non hai mai visto un mio video? Ma la percezione era quella. Capito? Però la percezione era Stan Travis di YouTube. Che anche lì, piccola parentesi, Stan Travis, perché Stan Travis? Non so se te l'avevo raccontato. No, questo non lo so. Cazzo, ero alle Canarie, inizio a far video, devo avere un account Instagram di un certo tipo, tra l'altro. Che prima non avevi? Che prima avevo, ma parlava di viaggi, e lì mi sono fregato in realtà, perché dopo ho convertito il profilo di viaggi in videomaking, quindi ho un certo seguito, ma che non mi caga nessuno, perché in realtà ovviamente ho cambiato target, quindi ci sono numeri che però sono un po' strani, ok. No? Vabbè, però appunto Stefano Trevisan 94, ho provato tutti i nomi utenti, non c'era un cazzo di libro pieno di Stefano Trevisan nel mondo, siti internet, tutti i domini occupati. A un certo punto ho detto, americanizzo il nome. Io partito dalla Marvel, ho detto Stan Travis, suona anche bene, Stan Travis, aloha, sono Stan Travis, e via, lì è nato un po' questo nome che in realtà non definirei... È il tuo brand forse, no? Esatto, non definirei neanche nome d'arte, perché è per necessità che ho dovuto sceglierlo, no? Non mi piace neanche il mio nome reale, quindi mi è andata anche bene. No, scherzi a parte, appunto, è stata un'idea di branding, diciamo, no? E anche perché suonava appunto anche bene per appunto sia in inglese, in spagnolo, in italiano, in più là comunque essere italiano, un nome un po' particolare. Lato sociale, insomma, poteva sicuramente aiutare. Con la testa di adesso dico che cazzo me ne frega, però no, al tempo che effettivamente sì, ma più che altro poi al tempo che dici vado lì da solo, e il lato sociale che riesce poi a crearti delle relazioni è tutto, se non vuoi restare da solo, no? Certo. E quindi sì, e questo mi ha portato un po' a oggi, al mondo dei video, che mi ha fatto innamorare e odiare allo stesso tempo, perché c'era Gerry Scotti, mi sembra che dicesse una cosa del tipo: non far diventare la tua passione un lavoro, finisci per odiarla. Sono d'accordissimo. E infatti io non faccio quello che amo, ma a volte lo faccio, perché se abbiamo dei clienti che ci danno carta bianca o facciamo dei progetti autosponsorizzati o che comunque insomma per noi, allora lì faccio quello che mi piace. Se devo fare un lavoro per un cliente, magari anche un po' rognoso da gestire, eccetera, lì mi piace già meno, no? Sì. Se devi porti i paletti. Questa cosa vorrei affrontarla dopo, perché mi hai lanciato un gancio che è bellissimo, Okay, che sento tantissimo, perché una delle poche cose, quando qualcuno mi dice che figata hai fatto della tua passione, perché anche per me era una passione, l'ho fatta del lavoro, io dico sempre: guarda, non è che non farlo, pensaci molto bene, perché sì. dopo hai bisogno di un altro pillola hobby. blu, pillola rossa. Dopo no? hai bisogno di un altro hobby. Ti condivido questa cosa, ma ne parleremo dopo. Io per anni non ho più fatto video per me, perché odiavo fare i video. C'è stato proprio un periodo che era il mio lavoro, vedevo video tutto il giorno, lavoravo tutto il giorno, non avevo voglia di fare Ma cose sai che abbiamo passato anche non da tantissimo, io e il mio socio, una fase simile, perché abbiamo fatto un periodo dove ci eravamo caricati di progetti, è presente i progetti che non senti i tuoi, che appunto hai talmente tanti paletti che dici già in partenza, vabbè, verrà quel che verrà. Li faccio perché devo. Il problema è che abbiamo capito che non puoi avere un periodo dove ti carichi al 100% di quella roba lì, perché arrivi a perderne proprio che dici, vabbè, perché lo sto facendo? Sì. E dopo da lì ti capita il progetto invece figo, ed è quello che ti ripompa su di nuovo l'entusiasmo. Sì. Il rischio di questo periodo come di cui tu hai parlato è quello proprio che ti allontana completamente dalla passione iniziale, sì. E quindi diventa un lavoro di fabbrica, passami questo termine, come un altro. Sì, assolutamente. È come fare un lavoro che non ti piace. È che è anche è ovvio, è matematico che uno come noi non è fatto proprio per il lavoro da fabbrica, ma non perché sia un lavoro, cioè, per me anche chi pulisce i cessi ha la mia stima se lo fa volentieri, ok? Quindi non è per andare a creare del classismo, però io penso morirei a sapere che ogni giorno devo spostare questo bicchiere da qui a qui e il mio è fatto, perché ho bisogno proprio di, passami il termine, di vomitare creatività, cioè io ho 1000 idee, devo vomitarle da qualche parte e in qualche modo vederle realizzate, ma come penso tutti quelli che fanno il nostro lavoro.
E quindi è matematico nel momento in cui ti diventa quasi appunto un lavoro molto schematico, un A, B che devi fare perché lì secondo me ti soffoca proprio. Ma È molto rischioso. Ma sì, ma come anche proprio, essendo, ripeto, un lavoro di creatività, noi esempio abbiamo iniziato a smettere di schedularci, di organizzarci le sessioni di preproduzione. Perché non posso dire domani dalle 8 alle 9 avrò Devo l'idea. pensare all'idea, cioè, certo, certo. come fai? Se ci sentiamo un po' ispirati, adesso abbiamo il fiume davanti allo studio, andiamo a fare 2 passi e vediamo cosa ne viene fuori. Può essere che non ne venga fuori niente, come sì, però se mi dico domani dalle 8:30 alle 9 devo farmi venire l'idea, a volte capita quando magari sei in urgenza. Perché ti imponi di averla. Sì, certo. però allo stesso tempo sono quelle cose che dici, ok, avessi avuto 3 giorni in più, cosa potrebbe essere successo? Cioè, sono tante le variabili, il nostro è quel lavoro che puoi fare, andare a letto e fai il sogno che ti fa venire l'idea su come andare a trovare la soluzione per un lavoro, cioè ci sono troppe variabili di mezzo, per Sì, cui è molto schematizzarlo è lì che ti inizi a soffocare. Molto bella questa cosa, vorrei proprio starci tanto perché la parte di idea iniziale è forse la parte più importante di tutto il video. Sì, assolutamente. Soprattutto se fai certe tipologie di video, chiaramente. Sì. In altre è meno importante, se fai un video di un evento Ma sai che entriamo su un'era dove proprio fa la differenza quello, completamente. Cioè, guarda esempio i social, il TikTok di turno ha iniziato a stravolgere tutto perché abbiamo dei colleghi, dei collaboratori nostri marketers che seguono anche realtà Reebok, realtà grosse, e se con loro ti metti a fare video super professionali per una campagna pubblicitaria su TikTok, può essere che converta meno rispetto a fare una campagna col telefono improvvisata. Quindi, Magari o divertente. meglio, che sembri improvvisata. Certo. Però capisci che anche lì magari ci sono situazioni e condizioni dove anche studiare effettivamente quanta tecnica deve esserci di mezzo, poi arriva a poter fare la differenza. Lo studio, secondo noi, sempre sì o sì fa la differenza. Perché ci sono capitati lavori improvvisati che tuttora sono in portfolio perché sono venuti fuori veramente bene. Però lì subentra la variabile della fortuna. Nel momento in cui una realtà ti paga, e magari non poco, per creare una comunicazione, non puoi basarti sulla fortuna, non puoi lasciare in gioco la dea fortuna per arrivare poi a ottenere il risultato, no? Deve esserci appunto qualcosa di studiato, sia nel caso in cui funzioni, sia nel caso in cui non funzioni, perché così ti dà la possibilità poi di misurarlo alla fine. Cioè, ok, questi risultati nel bene e nel male, perché? È un risultato. Positivo o negativo? E come cioè cosa possono essere i fattori che hanno portato a quei risultati? Se improvvisi tutto fai anche fatica, e purtroppo questo è un mondo dove per certe realtà conta anche quello, purtroppo, o per fortuna, o è ovvio così, certo. Devono investire dei soldi, devono poi ottenere un ritorno, perché non possiamo fare tutto la volemos bene, no? Cioè... Esatto. Poi non so se capita anche a voi questa cosa, capita anche a te questa cosa, che soprattutto all'inizio, quando magari pensi, o nei lavori in cui pensi meno alla parte prima, che sei in shooting o peggio sei in montaggio e dici se avessi fatto quella cosa lì, sì. Se avessi avuto questa idea prima. Ma in realtà per noi forse è un handicap nostro, ma capita tantissime volte, a meno che non siano quei lavori quasi a cortometraggio dove tu sai che devi fare A, B, C monti e sei a posto, a meno che non sia quel tipo di lavoro. C'è sempre quel qualcosa, no? Che anche perché poi comunque inizi ad arrivare a budget di un certo tipo, lasci sempre meno al caso questi fattori qua, ma finché non arrivi a certi budget, e ovviamente si parla di realtà anche che sono avviate da alcuni anni, nel senso è impossibile esserci già dall'inizio, lì in quel caso lì ovviamente i famosi accrocchi, no? Anche ok, devo ottenere questa ripresa. Per ottenerla, ok, avessi 80.000 euro di budget, porterei un crane e farei la ripresa dall'alto che fa così. Non ce l'ho, cosa devo fare? Cosa devi posso inventare fare? qualcosa? Certo. E per forza devi inventarti qualcosa. Questo è anche forse il bello del nostro lavoro. Ed è lì appunto che poi che fa la differenza alla fine per il risultato. Il videomaker è un problem solver. Assolutamente, sì, ma in tutti, e soprattutto in Italia, dove è quell'elemento sconosciuto, ma non solo al cliente, perché noi sempre più spesso ci troviamo ad affrontare, ad avere a che fare con partner o comunque collaboratori che si occupano di una parte complementare alla nostra, come può essere la DV, le campagne pubblicitarie, social, eccetera, che magari però non hanno mai lavorato con realtà video. Si parla ovviamente di realtà che poi hanno a che fare con clienti di certo non grandi, medio-piccoli, per carità. Però appunto ti trovi a dover istruire non solo il cliente finale,
ma anche poi un eventuale appunto collaboratore appunto che dovrebbe correre in parallelo a te, ma non è un parallelo in linea, diciamo. È Ti un spiego come trascinare, fare, no? capito? Nel senso, tu sai fare il tuo lavoro, ma ti do qualche dritta in modo tale di... Esatto. Poi noi abbiamo l'handicap che nel nostro settore dall'altra parte si pensa sempre di avere voce in capitolo. Sì. Cioè tipo dire, ma sai che secondo me funziona, ma secondo te perché? Cioè su che casi ti stai basando? Perché se ti basi solamente sui tuoi gusti, è una cosa su cui abbiamo lavorato tanto anche io, il mio socio e anche io Thomas, su noi stessi proprio, perché a volte magari ti trovi a affrontare un lavoro e dici, no, però a me piace così. Però subito dopo ti ricordi e dici, ma scusa un attimo, il tuo giudizio non conta un cazzo se poi non combacia con quello dell'utente finale. Non può piacere a te. Anche molti clienti dovrebbero capirlo. A me non mi piace, a me non piace, non voglio così. Ma è più importante che ti piaccia o che funzioni. Bravissimo, capito? Ed è difficile perché molto spesso l'unico modo è portare dati e nonostante porti dati non è detto che vengono valutati. Fanno anche... Quelli che non ti ascoltano non ti ascolterebbero neanche con i dati. Esatto. Chi invece si affida a Eternia, si affida a un videomaker in generale o chi sia, vuol dire che sa l'importanza del lavoro, sa cosa c'è dietro, sa il fatto di essere arrivati a un punto in cui non è bello ciò che è bello, è bello ciò che funziona. Esatto, sì. Cioè, nel senso che se, come dicevi tu prima, un video funziona meglio fatto col cellulare, improvvisato, in mezzo alla strada, senza luci, quello è lo stile. Soprattutto adesso dove, cioè, quanto spesso ci troviamo a creare delle produzioni magari con camere 6K RAW, poi devo andare su Instagram in 1080, cioè in 1080x1920 e dici, ma io sul serio ho ripreso e lavorato un 6K con tutti gli handicap che si porta dietro ovviamente, pro ma anche contro, sì, per andare su Instagram. Motivo per cui noi adesso come produzione video abbiamo iniziato ad implementare il telefono per certe produzioni. E non mi interessa un cazzo, perché a te cliente non deve preoccupare il risultato finale, non devi più preoccupare con cosa sono lo d'accordo, faccio. 100%. Ma per il semplice fatto, perché allo stesso tempo anche a te cliente finale posso far pagare meno. Non devo più uscire con camere da migliaia di euro, lenti da migliaia di euro. Questo e quell'altro, certo. E la resa poi in termini di risultato è la stessa. Dopo in termini tecnici no, però deve valerne la pena. Dipende quanto impatta, quanto importa Esatto. La parte tecnica. Dicevamo proprio che a volte il cliente è più contento solo di vedere che hai tirato su un set rispetto anche solo al risultato del video. Sì. Cioè per lui è importante che tu stia facendo cinema, tutto il resto. O lo studio. Noi abbiamo avuto alcuni clienti anche abbastanza grossi che tra le prime domande che ci hanno fatto, ma avete uno studio? Sì, ma nel senso cosa ti cambia? Sì. È come se a te cliente chiedessi, ma in quanti siete a lavorare lì? Ma non mi interessa un cazzo. Siete basta sapere quanti ne fate. 54, noi lavoriamo solo da 57 in Esatto. Sono quelle cose che, ripeto, percezione. Come se su YouTube ti fa diventare automaticamente un pro, se comunichi bene, e anche lì avere lo studio grosso, fai vedere di avere lo studio grosso. Sì. Una domanda che mi viene è questa. A me colpisce tantissimo il livello che avete raggiunto in così poco tempo. Per me è incredibile questa cosa qua. Nel senso che diamo valore al full time filmmaker, che sicuramente è un ottimo corso, e lo è, nel senso che anche io l'ho preso, mi ha svoltato la vita. Però a me colpisce in quanto poco tempo siete riusciti ad arrivare al livello a cui siete adesso. Spiegatevelo. Nel senso che... non ne ho idea. Allora una formula non credo ci sia, no, certo. Se non proprio la passione. Cioè, noi quanti progetti abbiamo fatto calando le braghe pur di riuscire a portarli a casa, come dicevamo noi, provare banalmente i video YouTube. Ci sono video YouTube che ci abbiamo messo settimane a concluderli. Perché quella ripresa la voglio per forza in quel posto, a quell'orario, quando normalmente magari uno potrebbe dire ok, è un video che va su YouTube, per i numeri che stiamo facendo noi adesso su YouTube la guardano relativamente poche persone, eppure proviamo sempre a dire spingiamo, anche perché alziamo l'asticella, proviamo. Sì, anche perché noi lo facciamo per essere noi in primis soddisfatti, e ormai abbiamo anche raggiunto dei gusti anche per cui non ci rendiamo soddisfatti con poco. Sembra arrogante come discorso, non lo vuole essere anzi uno spronare a dire se vuoi migliorare non devi provare pietà per te stesso, cioè devi essere crudele con te stesso e portare a casa sempre di più di quello che vorresti, insomma, e ogni volta essere critico
nella giusta dose, Thomas si flagella da solo e io Come riesco sei tu essere... su questo punto? Da questo punto di vista qui riesco ad essere parecchio oggettivo, non mi butto mai giù nel senso di non so più fare sta roba, mi butto giù nel senso di magari mi dispiace proprio perché è un progetto per cui ci metti anima e corpo, ma alla fine non esce proprio come vuoi e mi dispiace proprio e dico, però allo stesso tempo vabbè, dico, ho capito, ho imparato, la prossima volta miglioro. Se anche non viene fuori il top, abbiamo altri lavori che compensano, quindi dico ok, questo è venuto fuori così, ma guarda cos'ha che abbiamo fatto qua, no? Quindi no, da quel lato lì riesco un po' a supportarlo un pochino, a sopportarlo e supportarlo un po' di più. Fatto è meglio che perfetto? Cazzo, scusate, beep. Che è una domanda che si ricollega invece a un discorso che abbiamo fatto fuori camera, in cui abbiamo parlato di uno dei vostri ultimi video su YouTube e mi parlavi proprio, no, di questa cosa, ma ha senso che ci mettiamo ancora più tempo, ancora più effort Allora, è una domanda difficile. Io ti direi fatto è meglio che perfetto, però sarei anche in parte un po' ipocrita nel dirlo, perché sotto sotto proprio mi rode se non è perfetto, o meglio, se non è perfetto perché l'ho deciso io, come nel video YouTube, le riprese, gli audio che sono fatti è fatto apposta. Ho scelto di farlo Ho così. scelto di farlo apposta, perché se ti faccio vedere un ricordo e te lo faccio vedere ripreso con l'iPhone è diverso rispetto a farti vedere un ricordo fatto perfetto con la camera. Allo stesso tempo siamo nell'era dove non puoi, cioè se perdi tempo nel trovare una soluzione perfetta, hai già dopo chi ti precede. Quindi non dobbiamo anche un po' correre, no? Pubblicare, bisogna essere sicuramente un po' più mettersi un po' di pepe al culo, scusate il francese, da questo punto di vista qui. Ma è anche così. vero che, ripeto, purtroppo sia io che Thomas siamo due persone che ricercano in realtà la perfezione, no, perché sarà sempre impossibile ritrovarla. E poi è una perfezione personale, cioè un punto di vista, non la perfezione. Nel nostro arrivi al punto, sì, dove può essere impossibile, ma in un universo parallelo dove si raggiunge la perfezione è sicuramente soggettiva. Motivo per cui a quel punto lì io e Thomas mai potremo arrivarci, perché per certe cose abbiamo visioni diverse, che è quello che ci fa poi dire ok, lui è più forte su degli aspetti, io sono più forte su degli aspetti, 90% delle volte ci scanniamo a volte per dei progetti perché no, cazzo, per me è meglio così, ma per me è meglio così. Però dopo continui a scannarti finché non arrivi a un punto di incontro, e quel punto di incontro è quello che funziona, perché se arriva a funzionare per entrambi Hai allora fatto un gran lavoro, hai fatto certo. bingo, no? Certo. Dopo ovviamente anche lì subentrano le dinamiche da team che conoscerete benissimo anche vostre, ti basta la giornata storta, ti basta aver litigato con la fidanzata, ti basta aver preso sotto un gatto in macchina e la giornata storta, e ovviamente magicamente diventi un po' più scontroso e ci sta, nel senso, nel momento in cui lavori con delle persone devi anche metterlo in conto e essere in grado insomma di compensare, no? nel caso, però appunto non neanche da bocciare diversità, soprattutto nel caso in cui sono così soggettive, perché sia io che Thomas siamo secondo me cresciuti tanto da quando abbiamo iniziato a lavorare veramente insieme da questo aspetto qui, perché siamo passati da un devo far valere quello che penso io sia giusto a un cazzo, sai che però quello che sta dicendo lui non l'avevo così preso in considerazione, potrebbe non essere Forse mi dà sbagliato. più fastidio non averlo preso in considerazione. Esatto. Okay. In senso positivo. In senso ovviamente. positivo. In senso cioè positivo. se diventa costruttivo hai vinto. Se diventa per forza devo far prevalere la mia perché lì non esiste team lì che regga. Tu mi viene di dire, partito nel campo video facendo video per YouTube per te, quindi filmati per YouTube. Sì. E è una cosa che vi siete portati dietro con difficoltà, nel senso che richiede tempo, bisogna defocalizzarsi da altre cose, anche nella casa di produzione che avete adesso. Sempre fuori dietro i microfoni, prima parlavamo del fatto in Veneto c'è un detto che è lo scarparo con le scarpe rotte, cioè lo scarparo è bravissimo a fare il suo lavoro, eccoci qua, chi fa siti è bravissimo a fare i siti per gli altri, per sé è un disastro. Fare i video ci metto la passione per gli altri, quando devo farlo per me il tempo si allunga, è una cosa che faccio nei ritagli di tempo, ci sono altre priorità. Quanto però è importante, però voglio la tua visione di questo, quanto è importante fare quella parte lì, quella parte di raccontare, spiegare, mostrare una parte che non dipende dal cliente ma dipende solo da te. È fondamentale. Ma allora, ovviamente non sono solamente io a dirlo, ma col passato che ho posso anche parlare un po' con i numeri. Banalmente YouTube
penso sia l'unica piattaforma ancora in piedi che ti consenta, intanto è il secondo sito più visitato al mondo dopo Google, ti consente di indicizzare, di posizionare i contenuti in base a ciò di cui parli, cosa che Instagram, Google Non che fa, no. Facebook eccetera. Forse TikTok so che ha un motore di ricerca suo, però vabbè, già TikTok è un po' drogato dal tipo di audience, da varie cose. Però YouTube, secondo me, tutti dovremmo essere costretti a pubblicare su YouTube. Costretti, mi piace. Perché è l'unico dove hai la sicurezza che funzioni. Instagram, TikTok, se finisci in trend hai culo. Noi abbiamo una pagina Instagram dei matrimoni di Remember When che abbiamo fatto 120 passamila visualizzazioni su un reel. 200? Ah, è vero, 200 e passa, scusate. Dalla regia mi dicono 200. Regia. La voce dall'alto. Ad oggi. Negli altri abbiamo fatto 5, 7, 10, 1,30. Però se mi chiedi perché quello ha fatto 200 e passa, non lo so. Non è replicabile. Non è replicabile. Su YouTube sì. YouTube funziona. YouTube sei sicuro che se riesci a le famose 3, adesso me le ricordo, ispirare, insegnare, intrattenere. Se fai una o più di queste 3 cose qua su YouTube hai vinto, funzioni, punto. Funzioni sì o sì. Noi purtroppo stiamo cercando un po' di incastrare le cose perché non è neanche facile, ci vuole tempo e anche lì non può essere ci lavoro tanto per farlo e vedo cosa succede. Sarebbe come, perché a volte abbiamo anche clienti che ci dicono, seguiamo dei clienti continuativamente dal punto di vista di YouTube per esempio, e lì è sempre perfetto, proviamo. Però dico sempre, ok, ma è come dire, sai cosa, vorrei correre nella Formula 1, però provo, intanto vado con la mia macchina. No, cioè, è anzi proprio perché vuoi testare quella cosa lì che dovresti devi dare il massimo. Dare il massimo quasi, insomma, no. Però YouTube secondo me è fondamentale per la crescita proprio del brand, anche perché negli ultimi anni, anche dal punto di vista business, secondo me inizia ad avere sempre più importanza anche il rapporto personale. Lo vediamo anche noi, più ti coltivi un cliente dal punto di vista anche personale, ci crea un minimo di relazione eccetera, e più è probabile che quel cliente lì si fidi di te, e nel nostro campo è fondamentale che un cliente si fidi di noi, perché altrimenti non accetterà mai le tue idee, e se le accetta ne è scettico, e se va bene non lo riconoscerà mai, se va male è motivo in più per cazziarti, anche perché al giorno d'oggi è impossibile dire effettivamente faccio una comunicazione che sono sicuro al 100% che possa funzionare. Anzi, è sempre stato così il marketing, sbaglio sempre meno, è che è diventato un sbaglio sempre meno in mezzo ad altri miliardi che provano a sbagliare sempre meno, esatto. Milioni perlomeno. Quindi diventa ancora più difficile nascere, crescere e trovare la propria strada, la propria voce. A meno che non siano appunto canali tipo in Italia per le aziende, nel caso delle aziende, YouTube non è sfruttato minimamente, e se lo fanno malissimo. Oppure si rifiutano proprio. Io noto tantissimo che i clienti, soprattutto clienti aziendali, quando cerchi di andare un po' fuori da quello che è sempre stato impostato e far capire che in realtà potresti comunicare molto di più, non buttarti solo su no, ma il know-how deve stare dentro l'azienda, non posso parlare di niente, il video divertente non posso farlo perché la mia azienda ha politiche aziendali. Ti stai mangiando un'opportunità che è fenomenale, che è incredibile. Ma anche perché la paura è sempre quella di dire, nel caso del faccio qualcosa di divertente, dopo divento ridicolo. Aspetta un attimo, sono 2 cose diverse. Il ti intrattengo senza essere pesante, giacca e cravatta. Esempio, abbiamo un cliente a cui abbiamo fatto un set YouTube. Loro si occupano di sicurezza nel mondo del lavoro. Sicurezza nel lavoro, non so come insomma si dica. Loro abbiamo fatto un'analisi iniziale, ne è venuto fuori che in Italia i pochi che comunicano con i video nel loro settore è tutto un giacca e cravatta secondo il decreto legislativo XYZ. Certo. Io mi sono già rotti i coglioni. Il tuo target sono io, tra virgolette, imprenditore, se così vogliamo chiamarci, o comunque, a parte gli scherzi, in realtà sicuramente più grandi. Però penso che siano lo Stan Travis maturo dal punto di vista di età e di professione, no? A me dimmi cosa mi serve per essere in regola, ma non mi interessa per come si chiama quella legge lì, per esempio, no? Non mi fa nessuna differenza. Anche con loro abbiamo studiato una cosa del tipo, ok, facciamo un set, lampade, ma invece di usare delle lampade prendiamo quelle da cantiere, le biancolorate di bianco che cadono dal soffitto, divanetti da discoteca, loro non in giacca e cravatta, camicia magari sì, ma tirati anche sulle maniche. Sì, non super mega impostato. Facciamo una cosa molto più informale.
E allora hai più probabilità che funzioni. Perché non sono nei social per star lì a guardare un corso, cioè non puoi rompermi i coglioni con quelle cose lì. Come non puoi continuare a cercare di vendermi qualcosa. Anzi, porto sempre l'esempio del Red Bull di turno. Le pagine social di Red Bull, non vedi una lattina. Perché ti vendono le esperienze, uguale Corona, vai nella pagina Corona e tutti i surfisti, roba del genere. È un altro modo di comunicare. È un altro, però funziona, è quello che funziona. Guardavo giusto oggi un video di un marketer che spiegava una cosa, adesso non mi ricordo il nome, altrimenti lo direi, ma non mi ricordo veramente. Spiegava una cosa del tipo: quante volte ti sei alzato la mattina e hai detto aspetta che cerco l'account Instagram della pizzeria per vedere cosa ha postato? Mai. Ma perché? Perché vedresti cosa? Il menù. Non me ne frega Le 2 foto di chi fa la pizza al massimo. Esatto, altra cosa di cui proprio non me ne frega un cazzo, ma è da fuori, sinceramente. Se lì invece si studiasse un qualcosa di contorno, vendi... Di radicale, di diverso. Ma sì, comunichiamo. Cioè, hai una macelleria, mettimi dei post dove mi parli di spezie, dove mi parli di vini, cioè non devi per forza sempre farmi vedere la carne. Mi ricordo, su questa cosa mi collego, io ho avuto TikTok per un po', mi prendeva troppo la testa, quindi l'ho accantonato, però mi ricordo proprio di un account non ricordo l'account, è molto famoso, in cui metteva la mortadella sulla focaccia e aveva un modo suo e aveva fatto un sacco di visualizzazioni. Era una cavolata, ma aveva trovato un suo modo di raccontare una cosa banalissima. Sì. Col suo modo di dire, era toscano, quindi usava proprio il... Ma sai che hai detto una cosa fondamentale, però, cioè devi essere comunque in grado di raccontare qualcosa, certo. Perché altrimenti ricadi un po' sul trend, cioè nel senso, anche lì una domanda che le aziende dovrebbero farsi, perché a volte senti parlare di format che capisci che a me non sta restituendo nulla, certo. E se ottieni un certo successo è semplicemente per trend, ma quello vuol dire che mi fai il boom adesso, ma domani basta. Si dimenticheranno tutti di te, a meno che non mi dai, cioè oggi ogni comunicazione deve darmi un motivo per cui seguirti. In modo continuativo. In modo continuativo, cioè devo dire, cazzo, questo qua è un figo, io imparo qualcosa con lui, oppure le volte che voglio distrarmi mi intrattiene perché è simpatico, perché, ok, quindi dipendendo ovviamente da business a business, per carità. E non è detto che non si possa calare in quei business là, cioè nel senso non... C'è così tanto da poter fare, io devo dire. La creatività, anche perché la cosa interessante... Ma soprattutto in Italia, cioè facciamo sempre le stesse cose, in Italia abbiamo margini della Madonna ancora. Ma senza inventarsi robe nuove, basterebbe prendere cose che funzionano oltreoceano e provare a replicarle. E provarle qua, sì, esatto. Non bisogna inventare nulla qua in Italia, cioè YouTube sono cresciuto relativamente in fretta, ma perché? Perché semplicemente rispetto a altri che facevano cose simili ho sempre cercato di lavorare con una qualità di un certo tipo dal punto di vista di video e audio. Sì. Vuol dire che c'è un margine incredibile. E allo stesso tempo c'è qualcosa che non va, perché il mio ragionamento è sempre stato: ok, io tratto i video, se mi propongo con un video fatto così, l'idea è sempre quella di dire faccio qualcosa che l'utente normale non riuscirebbe a raggiungere proprio perché non è professionista in quella cosa lì, no? A me sembrava naturale, sembrava normale, invece a quanto pare non lo era, perché altrimenti non avrei ottenuto secondo me quei numeri lì, che ripeto sono relativamente bassi, però ho pubblicato pochissimi video con costanze assurde, nel senso che proprio non ero costante, non sono mai stato costante in quelle cose lì, però ha premiato lo stesso, diciamo. Questo è molto interessante, e parlando con te è incredibile la parte di comunicazione che ti porti dietro. Si sente proprio, si vede, traspare, almeno a me parlando. Grazie. È bello, perché vedi proprio che il tuo percorso, che è stato antecedente di comunicazione a tutto tondo, lo porti anche qua. L'hai provato su di te. Mi raccontavi prima, sempre a microfoni spenti, che non solo l'hai provato su di te, ma riesci anche a trasmetterlo al cliente, hai una grande capacità su questo. Mi è un gioco, nel senso, mi è sempre proprio piaciuto dire ok, mettiamoci lì, magari abbiamo clienti con cui se dobbiamo creare dei contenuti veloci è inutile che ci mettiamo a creare script o roba del genere, quindi diciamo sempre ok, noi vi diamo l'input e poi andate a braccio. A me proprio piace ok, dimmi che concetto vuoi trasmettere e troviamo il modo migliore per trasmetterlo. Quello proprio mi
mi diverte, è una cosa che mi piace un sacco, che sembra noiosa in realtà, perché se ci penso da fuori dico cazzo che noioso, invece mi piace un sacco. Dopo ovvio anche il video, cioè capire anche come trasmettere dal punto di vista visivo mi piace, però il concetto in sé è proprio qualcosa che ricerco sempre, a volte anche troppo, perché a volte giustamente anche Thomas mi diceva che ok, per esempio vuoi fare un corto che semplicemente ti porta da A a B, io cerco sempre il motivo per cui sei arrivato a, che poi ti porta, lui giustamente mi dice sì, ci sono cose per cui ne vale la pena, cose per cui no, cioè metti tizi che si stanno menando, può non esserci un motivo per cui si hanno iniziato a menarsi, cioè un po' come nei film, non è tutto logico, no? Certo. Non è tutto concreto, quindi ecco è un po' anche un handicap in realtà, però ce la giochiamo bene. Ci proviamo. Esatto, una volta trovato il connubio giusto, la media tra le due cose è sicuramente interessante. Qual è il video più bello per te che hai fatto nella tua vita, o il più sfidante, diciamolo così, cambia un po' la domanda. Allora, l'atto comunicativo che più mi ha dato soddisfazione è stato il progetto per Ero le Canarie, un brand, un neo brand di magliette, di sto ragazzo canario che era andato col fidanzato a Madrid, sono tornati lì e il fidanzato era un disegnatore grafico, e lui è sempre stato appassionato di moda, allora hanno detto ascolta ci mettiamo insieme anche professionalmente, e hanno aperto sto brand di vestiti che però là cos'è il discorso, i canari sono molto molto legati alla loro terra, no? E quindi alla cultura eccetera. Hanno detto ok, creiamo un brand di roba da vestire legata alla loro cultura, quindi che giochi con i modi di dire loro eccetera eccetera. Avevano creato sta maglietta con San Borondon, che San Borondon là è un'isola, è un po' il mostro di Loch Ness di turno, cioè è un'isola che c'è chi dice che l'ha vista, c'è chi dice che non l'ha vista, che non esiste, è un po' appunto una leggenda, no? E hanno creato sta maglietta con questa grafica di è presente nelle bacheche gli annunci tipo babysitter con i numeri di telefono, stessa cosa, con i numeri di telefono con scritto tipo se qualcuno la vede, bellissimo, chiami il numero, no? E beh, hanno detto ok, vogliamo farla una campagna pubblicitaria che alla fine è andata da Dio, nel senso che proprio veramente hanno ottenuto grandi numeri, è piaciuto a tanta gente del posto perché sapevo appunto di beccare la loro cultura, e quindi siamo andati a creare il video sulla base del concetto era questo nonno che racconta alle nipotine piccole di la leggenda, la storia di quella volta che ha visto l'isola di San Borondon, e nel video giocando con transizioni sono venute anche abbastanza decenti nonostante le avessi fatte qualche anno fa. Nel frattempo le bambine crescono, il nonno ovviamente non si vede più eccetera. Il mio migliore amico ha rischiato la vita perché l'ho fatto tuffare da tipo 30 metri perché è stato fuori classe, perché siamo andati sopra sta scogliera ma gigantesca, onde oceaniche, quindi della Madonna. Tra l'altro lui tipo era qui, a fianco c'era la croce perché era morta gente buttandosi, tuffandosi, e gli ho detto guarda ascolta, l'idea è quella di tu che guardi verso di me non trovi l'isola, quindi guardi in camera, ti giri scocciato, inizi a correre, salti dalla scogliera per andare a cercarla, no? Negli abissi, un po' quella era l'idea. Solo qual è il discorso? Ovviamente per poter fare il salto doveva venire bene la prima parte. Lui mi fa guarda tranquillo, io ti faccio la prima parte, se vedi che va bene mi fai un cenno con la testa e mi giro e salto. Ho detto proviamo, al primo colpo è venuto bene, ho fatto sì, lui si è girato, non ci ha pensato 2 volte, si è lanciato, bam, fuori di testa, vabbè, e tra l'altro vestito, quindi nel senso anche dopo entri onde, pesi un po' di più, vabbè, è stato veramente un ma anch'io ho rischiato la vita qualche volta con lui, e quella è un'altra storia per la prossima puntata. E, vabbè, per arrivare poi alla fine dove il nonno diceva una cosa, se un giorno io non ci dovessi più essere, spero che potrete vederla anche voi quest'isola, questa storia, questa... E appunto alla fine c'è una delle ragazze che interpreta la bambina cresciuta, insomma, che alza lo sguardo, fa un po' un accenno di minchia che roba ho visto, e si finisce il video, quindi ti lasci un po', no, con l'ho visto, non l'ho visto. Fatto sta che, ripeto, anche lì classico progetto, visto adesso, alcune cose le avrei migliorate eccetera, certo. Però è venuto relativamente bene per quando l'avevo fatto, nelle condizioni in cui l'avevo fatto, perché ero comunque da solo,
e arriva, nel senso mi ricordo che montandolo, lo ammetto, mi emozionavo a ascoltare, anche perché ecco abbiamo avuto la fortuna di trovare questo signore anziano che faceva la parte del nonno, che faceva teatro, quindi sapeva parlare in modo giusto, sapeva la giusta cadenza, cioè è stato veramente un bel progetto e là insomma è stata un po' una rivalsa, anche non una rivalsa però nel senso mi è piaciuto anche riuscire a dire il lavoro con quelli del posto, gli faccio vedere che nel senso sono abbastanza, mi sono integrato insomma, no, per quel che si può dire. Dopo l'ha anche più semplice perché, ripeto, sono talmente legati alla propria terra, alla propria cultura che andavo magari a farmi i giri in montagna, eccetera, con gli amici e ogni roccia, ogni cueva, ogni grotta aveva il loro nome perché nella storia i nativi, i guance facevano così cosà e quindi automaticamente impari anche la cultura, no? Che era un po' un mio obiettivo, visto che dopo 10 anni avrei potuto, cioè se avessi aspettato altri 3 anni avrei avuto la cittadinanza spagnola. Okay. E quindi ci tenevo a dire cerco di imparare proprio la cultura. Lì tra l'altro ho avuto esempio un Natale, uno dei miei 2 migliori amici là mi ha invitato, visto che ero là da solo con la mia ex, eravamo lì da soli, ci ha invitati a passare il Natale da loro in famiglia e anche lì non sembra, ma è diverso anche quello, quindi è proprio stato da quel punto di vista lì un entrare nella loro cultura e ripeto, aver chiuso un progetto che si basava su quello è stato una bella soddisfazione, quindi ti direi quello, non tanto per complessità di progetto, perché se dovessimo affrontarlo adesso un progetto del genere per noi sarebbe tutta un'altra cosa, certo. Esatto. Però al tempo insomma è stato figo. Bello, molto interessante. Ma come affronta Stan Travis tutta la parte vado un po' più sul tecnico, quindi cambio un po' la parte di gestione clienti, perché prima me ne hai parlato ed è interessante come e Thomas nell'altra puntata mi diceva tra i due ci pensa lui, ok? Nel senso che hai più capacità comunicative, mi viene da dire, quindi riporto lo guardo. Sì, giustamente come diceva il buon Thomas, però devi capire anche cosa ti piace. Antonio Bicego, il buon Antonio Bicego dello studio Bicego, loro fanno formazione per venditori eccetera, lui mi ha sempre detto tu saresti bravissimo a vendere, a trattare col cliente, mi fa sei bravo a trattare col cliente, a vendere saresti bravissimo, però si vede che non ti piace, mi ha sempre detto. Si vede che non ti piace. E effettivamente, cioè, esempio, io non riuscirei mai a venderti qualcosa che so che non ti servirebbe mai. Un venditore dovrebbe riuscire a fare anche una cosa del genere, oppure, adesso è già diverso, però fin prima creavamo noi l'idea di budget per il cliente. Adesso è diventato indichiamo più o meno da che budget portarsi per un progetto, per affrontare un progetto, e poi lasciamo sia al cliente a decidere l'investimento, perché non ha senso lo decidiamo certo. Noi, perché può essere per un video che spendi 100.000 come può essere per un video che riesci a spendere 10.000, 5.000, 7. Però prima costruivamo noi il preventivo, quindi te la rischi anche tanto, perché rischi di sparare troppo alto per alcuni clienti e sparare troppo basso per altri, che non è inteso come un cazzo ci ho guadagnato meno, ma ho meno risorse da poter investire per arrivare poi all'obiettivo. E in quel caso là, esempi, io sono sempre stato del tipo, ti faccio la mia proposta, no è troppo, io provo a dirti cosa immaginavi, se dall'altra parte non ho un feedback non riesco a star lì ad insistere, cioè no, mi dici che non vuoi, punto, non vuoi. A posto, finito, sì. Ed certo. È sbagliato, cioè dovresti invece metterti lì, battere, cioè continuare, ma perché? Ma se ti portassi veramente al risultato, quanto saresti disposto? No, certo, cioè, la vendita a valore, va bene, no, sì, no, certo. No, infatti nel senso ci stiamo ragionando nel cercare di integrare chi si possa occupare di parte commerciale, network, inteso appunto network anche con i collaboratori, e gestione di quello che è il rapporto con i clienti, perché comunque anche i clienti attuali devi riuscire a coccolarli e non sempre, puoi mai lasciarli là, e non sempre si può, però, perché se sei allo stesso tempo un operativo fai fatica insomma a seguire un po' tutto. Noi stiamo già delegando una buona parte del lavoro, però ancora non siamo alla fase di dire io mi occupo solo di questa roba qua, mi occupo di questo. Certo. Non è più, ripeto, un ventaglio ampissimo del tipo mi occupo di tutti fanno tutto, no,
cioè ci stiamo dando insomma delle mansioni e ce le stiamo suddividendo, però appunto non è quella fase dove riusciamo a suddividere al 100%, e quindi ad oggi mi occupo io dei clienti. Possiamo vantare, per così dire, di i clienti, tolti i rari casi dove però sono clienti che forse in partenza già anche noi capiamo che non può funzionare la cosa. Tolti quei rari casi, non abbiamo mai perso clienti del tipo ok, potrebbe essere continuativo il rapporto, ma non vogliamo sia con voi. Certo. Non c'è mai successo. È una cosa molto positiva. Sì, perché vuol dire, ripeto, come dicevo prima, al giorno d'oggi fa tanta differenza anche il lato personale, quindi vuol dire che non solo riusciamo ad accontentarli dal punto di vista operativo, ma anche dal punto di vista, insomma, come rapporto, riusciamo a fargli vivere una bella esperienza nel lavorare con noi, che anche quello lì è importante. Perché se mi proponi un video della Madonna ma gestire il team è stato un incubo, mi dispiace, ma cambio fornitore, probabilmente, se penso sull'ottica del cliente. Quindi sicuramente fargli vivere anche una certa esperienza, dimostrargli una certa professionalità, a volte anche, come dicevi prima, ostentando alcune fasi, per carità, però è un po' quel farli sentire un po' più al sicuro, no? Quindi non è in realtà, è un po' un mentire a fin di bene, no? Come si diceva. Ma non è tanto un mentire, è far capire proprio che ci tieni talmente tanto che vuoi trovare quel qualcosa in più, quel qualcosa di diverso, spingere ancora di più e far vedere che fai un po' di cinema, passami questo termine. La voglia è proprio di creare un prodotto che per lui sia figo e che funzioni. E fargli vivere un po' anche questa cosa qua. Anche perché adesso, se guardiamo bene, non è più così difficile fare una cosa esteticamente bella. No. Ormai c'è attrezzatura che una volta il videomaker era quello che ti diceva guai a impostare in automatico la camera. È ancora così? Sì, è così fondamentale. Dipende dalle situazioni. Quindi si ha sempre più accesso ad attrezzatura sempre più professionale a un costo sempre inferiore, sempre più accessibile. E questo ovviamente crea nel cliente una necessità di motivare un certo prezzo rispetto a un altro anche con queste cavolate, perché di cavolate si parla. Cioè devo farti vedere la camera super rigata con 1000 accessori, perché altrimenti se esco con la camera che è più piccola, Paolino che fa il video alla fiera del Coccobello, mio cugino ti esce con la camera più grande, allora vuol dire che è più figa, che è più professionale, è più figo, che magari è la stessa camera con 4 accessori in più. Esatto. La domanda vuole essere bianco o nero. Sappiamo che c'è in mezzo il grigio. È più importante l'attrezzatura o la storia? La storia. Qual è l'attrezzatura più inutile che hai comprato e pensavi ti servisse? Vado nella top 10 allora, perché cazzo ne ho troppa. L'Atem Mini. L'Atem Mini, quello che noi stiamo usando dietro quella camera lì, che non è il Mini, ok? No, voi avete quello Pro. Perché dici? Perché l'abbiamo preso con delle aspettative e in realtà non c'era così fondamentale. Perché è un po' l'errore che facciamo tutti i videomaker in realtà, quello di dire ho bisogno di... No, non e non posso noleggiarla, devo averla io. Oltretutto. Noi esempio, ecco, l'abbiamo capito e infatti stiamo tanto applicando la regola del devo arrivare che sia l'attrezzatura il mio limite, e quando io non sono più il limite dell'attrezzatura ma viceversa, allora a quel punto gli faccio l'upgrade, come c'è successo con le ultime camere. Cioè è diventata una necessità tecnica quella di fare un upgrade, altrimenti sarebbe stato un upgrade spinto dal, non lo so, curiosità, voglio farlo, voglio il giocattolo nuovo, fighissima questa cosa in più, capito? Sì. Ma come tantissime altre cose. E spendere nel nostro campo è un attimo spendere soldi. Infatti ogni volta mi dicono ma sai che però voglio fare video. A stare, no. Stai iniziando, vuoi iniziare a far video? Qual è la cosa che puoi fare? Prendi in mano il tuo cazzo di telefono, invece di usarlo per puttanate, esci e racconta un qualcosa con le foglie che cadono dall'alberello. Montalo col telefono. Assolutamente. Nessun problema. Assolutamente. Nessun problema. Perché ormai anche lì c'è da dire che, ad esempio, i telefoni hanno raggiunto una qualità pazzesca. Che se sai... Ecco, la cosa figa è che inizia ad assumere valore quelle cose a cui un videomaker alle prime armi non dà valore. Ad esempio, il videomaker alle prime armi, voglio la camera figa. Hai delle luci buone con cui illuminare la scena? È più importante quello? Sì. Oppure hai la camera super figa e mi monti le lenti che ti arriva col kit. È più importante la lente della camera. Cioè, certo. Però si inizia col fatto che appunto telefono,
sì, puoi fare video fatti bene, ma devono essere impostati molto bene, deve esserci la luce veramente giusta perché possa dare il massimo, altrimenti magari sui social non lo noti, ma bene o male comunque l'iPhone l'hanno utilizzato anche per video musicali ultimamente, quindi puoi veramente utilizzarli per prodotti di alta gamma, però devono esserci le giuste condizioni e quindi diventerà sempre più importante arrivare a comprendere quali devono essere quelle condizioni lì e non più ok, il telefono fa i video fighi, un po' così in casuale, me lo riggo per farlo diventare più figo, ma no, spendi in una luce buona, trova il gelatine, trova la macchina del fumo piuttosto. Che fa effetti particolari, cose Ma particolari. anche solamente dopo quell'esperienza impari, a macchina del fumo ti serve per creare contrasto. Hai dello spazio, vuoi creare ulteriore contrasto con lo sfondo, butti del fumo nello sfondo, crei quella nebbiolina che ti abbassa il contrasto in fondo, ti aumenta la distanza. Sono quelle cose tecniche che tra l'altro sono regole che poi ti servono per capire anche quando non seguirle. Ve lo dico sempre, il nostro è un campo dove le regole ti servono, devi conoscere le regole non solo per sapere come e quando seguirle, ma anche quando non seguirle. Come non farlo. Cioè le riprese devono essere dritte. No, io voglio crearti sbilanciamento, faccio un Dutch. Cioè, c'è un motivo per ogni cosa. Ti faccio una domanda molto scomoda. Vai. Nel senso che è una domanda a tutto mio interesse, un po' a tuo interesse, ok? Ma spero che anche per chi ci ascolta, e non so se vorrei rispondere. Quindi se non vorrei rispondere, questa domanda sarà eliminata. Ok, tagliata. La domanda è: qual è in tutti i tuoi lavori, i vostri lavori, il segreto più grande che ti porti dietro e che dici questo l'ho scoperto solo io? Che te lo chiedo direttamente, lo so che è dura. Con il mignolo alto, il video che non ho. Lato matrimoni, io sono il videomaker più affidabile a cui una coppia si possa affidare, perché ho perso un matrimonio in vita mia. A me è successo di perdere un matrimonio. Raccontami questa cosa. Faccio diffamazione, non mi interessa un cazzo, tanto la denuncia la mandate a loro. Lexar, scheda SD della Lexar. Ovviamente al tempo avevo la 7S2, quindi non registravo in doppia SD come faccio adesso, eccetera, eccetera. Ero in singola, adesso lavoriamo solamente in doppia i matrimoni. Il matrimonio della vita, cioè figurati il matrimonio alle Canarie, prematrimonio in montagna con tutta la nebbia, l'arrivo al ricevimento è stato con la carrozza e cavalli neri, ho fatto camera car, cioè il matrimonio della vita. Arrivo a casa la sera stessa, ero gasatissimo, cioè proprio... Che tra l'altro, la giornata prima del matrimonio abbiamo fatto un prematrimonio così in montagna, strafigo. Ho dormito in una grotta, perché lì abbiamo detto, io insieme ai fotografi, abbiamo detto, invece di andare in un appartamento o altro, c'era la nonna di uno dei fotografi che aveva una casa cueva, la chiamavano, cioè praticamente una grotta adibita a casa, che però è aperta. Ed era dicembre, eppure, sacchetto a pelo, una grotta si scalda un casino, non lo sapevo, ma si scalda tantissimo se ci dormi dentro. Ho dormito dentro lì, all'alba, il sole. C'è proprio un'esperienza della vita. Eravamo a quasi 1.800, tipo, cioè, bellissimo, fantastico. Ho fatto il matrimonio dato da Dio, anche gli sposi, cioè, ci hanno detto, non ci aspettavamo una roba, cioè, proprio hai presente, dici, bello. Quello sarebbe stato, per la domanda prima, il lavoro della vita. Il lavoro più bello della vita. Sarebbe stato. E insomma, arrivo a casa, butto l'SD sull'adattatore. Sì. Butto nel Mac, faccio per fare il backup e mi va in stand-by il computer. Non chiedermi perché, mi va in stand-by il computer. Vabbè, lo faccio uscire dallo stand-by. SD della Lexar, che dopo ho scoperto essere un problema di fabbrica riscontrato da molte persone purtroppo, aver perso si perde proprio, cioè si spacca l'SD, nel senso non c'è più modo di recuperare un cazzo, è come se si bruciasse. Probabilmente andando in stand-by il computer gli ha fatto una scarica in più di corrente, non lo so. Avevo ingaggiato un mezzo nerd là per riuscire a farmi tirare fuori. Gli ho detto, guarda, ti pago tutti i soldi del matrimonio, tirami fuori i dati. E vabbè, per arrivare al dunque non si poteva più fare nulla. Quindi io ho tutto fino alla vestizione. Dalla vestizione in poi non ho un cazzo. Niente, le parti più belle. E lì ovviamente... queste cose qua tendo ad affrontare tanto di petto le robe, quindi ho chiamato subito lo sposo, ho detto troviamoci, non mi andava a dirlo al telefono, ci siamo trovati, gli ho spiegato la situazione, gli ho detto ovviamente non si parla di soldi, nel senso che non voglio assolutamente più essere pagato, però ecco, cercherò comunque di confezionare qualcosa, vi regalo ovviamente un'uscita tipo un trash le dress, dove siamo andati in mezzo al deserto, fare ripresa e poi allo stesso tempo ho chiesto ai fotografi gli scatti.
e lì non c'era intelligenza artificiale, tra roba, quindi mi sono messo a scontornarli, fare il parallasse con gli sfondi per animare un po' le foto. Alla fine sono andato col fotografo a consegnare il matrimonio, e dopo, il giorno dopo, tipo dopo 2 giorni, non mi ricordo, viene da me il fotografo con dei soldi e mi hanno pagato tutto il servizio, perché secondo loro gli hanno detto al fotografo: guarda che se non ci dicevate niente neanche ce ne accorgevamo. È un po' strano, però vabbè. Io ovviamente subito gli ho chiesto, ci siamo rivisti, gli ho ringraziato, Sì, certo. gli ho detto rivediamoci, ma la mia intenzione era quella di dire ti ridò indietro i soldi. E invece a quanto pare, nel senso, comunque sono stati stracontenti della cosa, però ecco, ovviamente io lo sto raccontando così, ma è stato Panico. un incubo orribile, stai male. Che poi fosse stato un matrimonio di merda, magari dici sto male per la figura di merda, ma fin lì. Invece è stato proprio brutto. Però allo stesso tempo io da allora non ho più perso nulla, e anzi credo sia al momento impossibile perdere qualcosa. Cioè non registro sempre in WSD, lavoro sempre in combinata, computer ho sempre la copia nel computer, in cloud, in un hard disk esterno, sempre. E in realtà mi ha dato anche tanta rabbia, perché ripeto, fosse stato un errore mio, ti dico anche, vabbè, però stavo facendo il backup, che errore è stato? Cioè, che era proprio cosa il momento potevo fare di questa cosa qua. Capito? E ripeto, riscontrare poi online attraverso non solo i forum, ma anche in altri gruppi, anche nel gruppo di Parker, eccetera, vedere che un sacco di altra gente con le SD dell'Alexa ha avuto gli stessi problemi, ti dà un po' nervoso, perché dici cazzo, dall'altra parte non hanno mai fatto niente per vedere quale può essere il problema. Infatti da allora è una marca che io ci sono sempre stato distante, e allo stesso tempo l'ho sempre sconsigliata. Mi dispiace, ma non mi sono trovato male con quel prodotto. Direi che... E quindi questa è stata la più brutta. Questo è un'esperienza veramente perché tanto poi sai cosa? difficile. Proprio sul personale, perché Sì. dopo in realtà ho avuto altre, ma ovviamente, ad esempio, una volta ho avuto un'esperienza con un brand che facevano prodotti per il telefono, da cover, eccetera. E arrivo il giorno delle riprese e sì, tutto ok, ci siamo, tutto pronto, l'unica cosa non abbiamo la cover. E io devo fare il video della cover. E lì l'errore mio è stato di cosa? Di fare il possibile. Lì a quel punto lì mi sono ingegnato, ho preso altre cover. Era il tempo doveva uscire l'iPhone XS, quindi abbiamo preso altre cover di altri iPhone, tagliandoli, il colla, eccetera, le abbiamo riadattate e le ho sempre tenute o in primo piano, o comunque nel senso sfocate rispetto alla visuale dell'utente. Ovviamente non è un video prodotto, perché non ti faccio vedere il prodotto, è quasi un teaser fatto male, perché è improvvisato, ho dovuto cambiare tutta l'idea del video. Lì inesperienza, perché dopo ovviamente allo stesso tempo il cliente si è stralamentato, no, una merda, bla 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 bla. Ci siamo scannati per un po', dopo io l'ho mandato a cagare, lei mi ha mandato a cagare a me, siamo a posto. Però lì l'errore è comunque stato mio, perché dovevo arrivare il giorno delle riprese, non c'è il prodotto, perfetto, io me ne torno a casa, l'acconto è perso, mi dispiace, però lì è dato dall'inesperienza, e sono quelle cose che vabbè ti dà più che altro fastidio, perché dici cazzo, per colpa tua è venuta una merda, dopo mi dici a me che ho lavorato male. Sì. Però cioè non ti rendi neanche conto che non è colpa mia. Esatto, però lì, fin lì, perché allo stesso tempo dopo capisci che è il tipo di cliente con cui non lavorerai comunque, quindi neanche ti metti a convincerlo che non è così. Certo. Non ti interessa. Non è un cliente che vuoi avere. No. Dall'altra parte invece comunque, anche perché chi lavora con i privati lo sa, soprattutto con nel storia di matrimoni, cioè tu lavori con loro in una delle giornate più importanti della loro vita. Forse la più importante nella loro testa almeno. Sì. Quindi si crea anche un forte legame con gli sposi, cioè in pochissimo tempo crei proprio un'amicizia con loro, no? E quindi anche sul personale pesa. Se ti succede qualcosa di quel tipo lì, ti pesa sul personale, perché dici cazzo, ci tenevo personalmente, non solo professionalmente, a quel lavoro lì. Com'è cambiato Stan Travis prima come videomaker, prima pre-società e post-società? È cambiato qualcosa come videomaker? Ma come videomaker lato competenze sì, secondo me, perché il portarti a lavorare con altre persone, nel mio caso col mio socio, ti porta a vedere le cose con un'ottica diversa, a cambiare anche gusti per certe cose, o comunque avere delle visioni in più. Quindi secondo me sì, lato personale ovviamente sì, tantissimo, ma perché è come in una relazione con una persona, cioè è veramente un matrimonio fare una società con una persona. Cioè anche personalmente impari delle dinamiche, capisci, cresci anche tu, e quindi però lì vabbè è ovvio, lato professionale sì, sicuramente. E anche perché ragionando, cioè come società puoi affrontare anche dei lavori che prima in singolo non potevi affrontare, come anche complessità, dimensioni eccetera,
e di conseguenza fai esperienze che prima non avevi fatto, anche lato proprio pratico, lavorativo, di strumenti, cioè abbiamo utilizzato degli strumenti, camere, cioè lenti che non avrei mai utilizzato io da solo per altri video, insomma. Quindi sì, risposta è sì. Mentre raccontavi la tua storia prima, a un certo punto hai aperto un argomento per me molto interessante, era l'argomento di fare del proprio hobby il proprio lavoro. Ed è un argomento che secondo me è molto interessante, cioè la spinta molto spesso è, se guardi soprattutto sui social media, segui la tua passione, se segui la tua passione, se fai del tuo hobby un lavoro non lavorerai mai un giorno della vita. Io mi sono trovato che ho fatto del mio hobby un lavoro e ho lavorato tutti i giorni della mia vita ed è stato un gran casino per molti versi. Ci sono stati periodi che io ho odiato quello che facevo. È come parlare di fare una tipologia di video prima, cioè avere un hobby, e poi un'altra. Cambia tutto. Come l'hai vissuta tu questa cosa qua? No, nella stessa maniera, a parte che chi dice che fai del tuo hobby il tuo lavoro e non lavorerai un giorno della tua vita non ha mai lavorato, punto. Cioè, non ha mai avuto un hobby? No, esatto, o comunque non la... Ripeto un po' quelle frasi fatte motivazionali, sì, che però non vogliono dire tutto e niente, quindi è ovvio che arrivi a obiettivo di ok, ti ho detto qualcosa di figo, subito hai un po' l'enfasi del momento, ma poi se vai nel concreto che cazzo vuol dire? Cioè, nel momento in cui hai delle scadenze da rispettare, degli obiettivi prefissati e promessi da mantenere, dei clienti che dovrebbero pagarti, delle tempistiche, un pagamento, cioè nel momento in cui lo fai in cambio di qualcosa che c'è di mezzo l'interesse o comunque il bisogno di fare quella roba lì, e quindi secondo me sì o sì subentrerà una parte che non ti piace. Se invece, io esempio, se domani potessi vinco il Superenalotto, posso non lavorare più, smetto di lavorare, io continuo a fare video, però continuo a farli per me e come dico io, nei tempi che dico io, nei luoghi che dico io, con le persone che dico io. Non ho più da rispettare dei bisogni. Quindi lì è un po' pillola blu, pillola rossa, del tipo vuoi far diventare il tuo hobby il tuo lavoro, fallo con la consapevolezza, come dicevi tu, che ci saranno dei momenti in cui lo odierai, dei momenti in cui cercherai di allontanartene. All'inizio, anche se andavamo in vacanza o io e Thomas andavamo a farci una scampagnata in montagna, avevamo sempre la camera dietro. Adesso ci sono delle volte dove si dice guarda, mi accontento del telefono se voglio fare una foto, camere a casa, cioè, sì, o in studio, ma comunque devi essere disposto anche a un po' quel conflitto interiore, no? Ok, bellissimo quello che sto facendo, che dopo, per carità, semplifichi le cose, ovvio, cioè, abbiamo fatto sessioni da parecchie ore e non l'avrei mai fatto per un lavoro che odio. O magari l'avrei fatto, però mi sarebbe pesato molto di più. O forse non l'avresti fatto perché non avresti mai dovuto farlo da questo punto di vista e avresti detto vabbè, chi me lo fa fare, cioè, nel senso. Esatto. E invece poi il campo del videomaker è un campo molto particolare, gli orari non sono fissi, dipende, non sai quando parti, non sai quando torni, quindi comunque l'hobby del videomaker è una cosa, il lavoro del fare video in cui si sommano tante cose una dopo l'altra e devi appunto rispettare scadenze eccetera, si apre veramente un mondo non facile, non è calcolando semplice. Che noi comunque tutta la fase creativa, cioè gran parte delle produzioni, non è difficile programmarle, come dicevamo prima, non puoi dire domani dalle 9 alle 10 sarò super creativo, no, non lo so, può essere che mi sveglio, la luna storta e lascio stare tutto. Sì. Ci sono giornate veramente dove ti accorgi che in un'ora hai fatto quello che avresti fatto in 5 minuti, basta, lascia stare, stacca, mezza giornata, se puoi ovviamente, dopo se sei sotto urgenza e altro, non sempre si può fare, però il nostro lavoro è anche quello che ha l'handicap del cliente vede la giornata di riprese, ma prima per prepararle quelle riprese, dopo per montarle quelle riprese, e ovviamente non abbiamo solo un cliente alla volta, o meglio, vuoi l'esclusiva, io te la do anche, ma mi devi pagare come 10 clienti, perché altrimenti non ha più senso. Se devo aver te, devo poi averne altri 9, ok, per arrivare poi a regime e portarmi a casa effettivamente quel che mi serve. Sì. E finché non raggiungo anche dei progetti che possono essere sostanziosi,
devi avere diversi clienti vuol dire diverse urgenze, diverse scadenze, e quando parlo di diverse urgenze, per la legge di Murphy arrivano tutte nello stesso momento. Sì. Questo sì. è proprio matematico. Una settimana dici sono tranquillo, a un certo punto 1, 2, 3, 4 tutti hanno scadenza, tutti. Sì. Mai avuta prima, ma in quel momento tutti hanno Sì, scadenza. e ovviamente dopo dipende esatto a che livello, a che punto sei, perché se sei come noi nei primi stadi di quella che poi è una casa di produzione video, dir di no diventa insomma è fattibile, ma diventa un rischio. Noi esempio Devi adesso scegliere stiamo bene, sì. strutturando l'anno prossimo nel dire ok, per l'anno prossimo effettivamente ci poniamo un tetto minimo sotto il quale noi diciamo di no. E fino ad ora invece per politica nostra aziendale avevamo deciso di dire no, se ne vale la pena, nel senso ovviamente se devo portarmi a casa 1.000 per però lavorare come se avessi lavorato 10.000, no. Non ha senso, okay. certo. Però effettivamente 1.000 per quello che è lo sforzo può anche valerne la pena. Allora ad oggi abbiamo sempre insomma preso in considerazione anche progetti di quel tipo lì. Con l'anno nuovo sono tutti test che proviamo a fare, dipendendo anche dal fatto che appunto noi stiamo gestendo 2 brand, il doppio brand. Un brand facciamo gli aziendali musicali che è Eterna Production, e con Remember When facciamo i privati video di matrimonio. Abbiamo notato che in zona ce la caviamo molto, non sentiamo il peso della concorrenza, perché esempio lato privati sono tanti anche i fotografi che sono improvvisati videomaker perché hanno visto quella possibile via in più di entrata. Però la mentalità di un fotografo è diversa da quella del videomaker, cioè un videomaker non può mettersi a fare il fotografo e viceversa, dopo magari ci sono le eccezioni, vabbè, tutto quello che vogliamo, però se uno è bravo a far foto è giusto anche che si concentri in quello, no? E quindi nella zona ce la stiamo cavando bene, sta crescendo molto facilmente il passaparola e quindi ci vogliamo concentrare tanto da quel punto di vista lì per alleggerirci dall'altra parte e consentirci di scegliere effettivamente anche i tipi di progetti a cui dedicarci. Certo, bello, molto interessante. Finisco con la domanda con cui concludiamo un po' le nostre chiacchierate, e la domanda è questa: se avessi davanti una qualsiasi persona che ha iniziato, che non ha iniziato, che ha iniziato già, che sta per iniziare, che è già rodata nel campo, qual è il consiglio che in questo momento ti viene da dirle? Quella che per te forse è stato il consiglio più bello che hai ricevuto, il più brutto che hai ricevuto, e gli dici non ascoltarlo, non lo so. Non l'ho mai ricevuto, ma potrebbe essere un bel consiglio, non sentirti in colpa di cazzeggiare. Perché secondo me noi per saper fare il nostro dobbiamo anche avere il tempo per fruire di per vedere altri contenuti. Se hai il momento in cui perdi mezz'ora su Instagram per guardare i reel di culi e spiagge, lì magari è un po' perso il tempo. Però se perdi mezz'ora perché stai guardando dei reel di altri videomaker che fanno qualcosa, o per scoprire, non so, per farti venire altre idee, o ripeto, anche solo per cazzeggiare. Noi lavoriamo nella creatività, in studio noi abbiamo il cabinato per giocare, il videogioco per giocare con le macchine, abbiamo le freccette, cioè i tempi morti tra virgolette per il cazzeggio nel nostro è da mettere in preventivo, cioè è tempo costruttivo. Certo. Se sei sempre operativo, purtroppo a un certo punto la testa è dedicata: faccio questa cosa, faccio questo video. E te ne accorgi, sì. Perché è come un sistema proprio di autosabotaggio, cioè arrivi al punto in cui proprio non riesci più ad andare avanti, o senti proprio che ti pesa solo l'idea di dire devo farmi venire una nuova idea per quella roba lì, no? E devo farla in quel tempo, entro domani, no, esatto. Non funziona. Il cazzeggio, non sentirtene in colpa tu che stai cominciando, perché non è tempo buttato via. Entro certi limiti, ovviamente. Certo, assolutamente. Perché se diventa procrastinazione è un altro tipo di problema. Ti ringrazio, grazie di essere stato qua, è stata una chiacchierata super interessante per la tua storia, di come ti sei lanciato, di come sei tornato, di come sei tornato consapevole di fare all-in, di quello che è stato il tuo percorso, e io ripeto, così breve, cioè breve nel senso che condensato in pochissimo per il intenso, livello. Sì. Breve ma intenso sì, per adesso, ed è tutto da scoprire da qua in poi. Quindi veramente grazie di essere stato dietro questo microfono con noi. Noi ci vediamo sicuramente almeno un'altra volta l'ho già detto nell'altra puntata, con un'intervista doppia, diciamo, in cui vorremmo parlare della parte non più di le persone singole, ma di Eterna, come la produzione, casa di produzione. Esatto, abbiamo la seconda metà, il pubblico che applaude, esatto. Il pubblico in studio, e quindi noi ci rivediamo. Chissà che non ci sia anche un'altra possibilità di fare una puntata sempre singolarmente per scoprire altre cose, anche perché ogni
ogni volta che ci si trova c'è sempre da raccontarsi tante cose diverse. Sì. E quindi Sì. è molto molto interessante, sia a microfoni accesi che a microfoni E spenti. soprattutto a microfoni spenti. Esatto, No? e dietro la birra e le pizze e quant'altro. Io concludo così. Questo è Behind the Video e ci vediamo alla prossima puntata. E grosso piace a tutti. No, cosa? Questo tagliamo. Come? Non ho Cosa? capito. Non si dovrebbe versare storta, vero? Perché Non porta lo so. sfortuna. Non lo so, lo Mi scopriremo. interessa, lo scopriremo. Voi? Sì, grazie, volentieri. ASMR di acqua che viene versata. Esatto. Grazie per averci seguito fino a questo punto. Scrivici nei commenti cosa ti ha colpito di più di questa puntata e quali domande vorresti fare ai nostri ospiti. Attiva la campanella per restare sempre aggiornato e condividi questo video. Ci puoi seguire su tutte le piattaforme streaming e social. Trovi i link in descrizione.